Sono anni e anni che questa famiglia si sposta da un comune ad un altro. Fino ad ora non c'erano mai state aggressioni così violente, commenta il sindaco di Montebelluna Marzio Favero, ma quanto è accaduto è davvero gravissimo. Fa rabbia perché io conosco Gianni Precoma, è un amico, anzi ne approfitto per esprimergli tutta la mia solidarietà personale. Non è un sindaco sceriffo, è una persona di buon senso e molto umile. Bisogna trovare delle soluzioni definitive, tuona il sindaco. Credo che questo gesto, che è stato veramente feroce e stupido, vada perseguito, ma le autorità che hanno titolo per farlo sono la magistratura, le forze dell'ordine e la prefettura, e io spero che questa volta ci sia un DASPO e quindi si prenda una misura per l'allontanamento definitivo dal nostro territorio di queste persone. Intanto la famiglia nomade che si trova nel territorio montebellunese presto dovrà spostarsi. Non è la prima volta, dice il sindaco, che dobbiamo fare intervenire i nostri vigili. Lo facciamo da decenni e quindi si procederà così, ma è chiaro che diventa il gioco dell'oca. Questi si spostano da un posto, poi vanno in un altro ancora. Servirebbe una legge a livello nazionale per risolvere una volta per tutte questa questione, soprattutto obbligando i figli di questo tipo di famiglie ad andare a scuola. La frequenza dell'obbligo scolastico è l'unica via di soluzione per avere una prossima generazione che sta dentro il consorzio civile e non fuori dallo stesso.